Siamo con mister Nicola Terranova, stagione vittoriosa, gloriosa per la Folgore Selinunte. Ecco, un po' facciamo il bilancio di questa stagione vincente. Sì, è stata una stagione entusiasmante che si è conclusa nel migliore dei modi, perché abbiamo fatto un campionato molto buono e poi alla fine è arrivata una promozione che all'inizio non era nei programmi. Marco Mineo riconfermato a Bagheria un salto dalla prima categoria alla promozione. Ecco, intanto complimenti per il traguardo e lo commentiamo, facciamo un breve bilancio e poi parliamo di mercato. Ma è stata sicuramente una bella cavalcata, poi per me Bagherese Doc, vincere il campionato nella mia Bagheria è stato veramente bello, piacevole. E ho ricevuto tante attestati di stima, anche oggi ricevo un attestato di stima e questo mi fa molto piacere. E per il prossimo anno la riconferma era, per me era scontata, per fortuna la società la pensava come me, stiamo già muovendoci per fare una squadra buona, per cercare di salvarci il prima possibile. E abbiamo già confermato la gran parte dello scorso del gruppo che ha vinto il campionato, adesso proveremo a prendere qualcuno. Abbiamo ieri ufficializzato il nome di Buttacavoli come portiere, che prenderà il posto di Giovanni Milani, e poi un difensore e un attaccante sono le nostre priorità. Ecco, come vede la prossima sfida che vi attende? Ma è un campionato completamente diverso, noi abbiamo dalla nostra l'entusiasmo, i ragazzi stanno bene insieme, sono un bellissimo gruppo, hanno tutti sposato in toto questo nuovo progetto e quindi ripartiremo dal gruppo, ripartiremo dalla voglia e dalla bagheresità, che siamo praticamente tutti bagheresi, e quindi difenderemo al massimo quello che lo stemma della nostra città. Parliamo un attimo del futuro, ecco, pensa che questa squadra possa fare ancora un balzo? Cioè ha le potenzialità, secondo lei? Io sono sempre della politica dei piccoli passi, quindi si fa sempre piano piano. Noi abbiamo costruito l'anno scorso una squadra molto giovane, con moltissimi elementi che sono del 94, del 95, del 96, quindi l'idea è quella di cercare di portare più avanti possibile questo progetto. Se ci riusciremo, per noi sarà bello. In questo momento l'obiettivo principale sarà quello di salvarci il prima possibile, e poi se ci dobbiamo divertire ci divertiremo, ma l'importante in questo momento è mantenere la promozione. Mister Pippo Strano, ecco un anno davvero fantastico per il Palazzolo, che adesso si appresta ad una nuova avventura. Sì, è un anno bellissimo, eccezionale, abbiamo tagliato il filo di lana, ci siamo arrivati, ce la siamo goduta, ma ora anche le cose belle rimangono nei ricordi, ora ci dobbiamo tuffare nel presente per cercare di organizzarci a fare un campionato che diventa professionismo al 100%. Da dove si riparte? Ecco, cosa rimane e cosa no? No, si riparte dal gruppo storico, dallo zoccolo duro che ha saputo creare tanto entusiasmo sia dentro il campo che anche fuori, quindi siamo dei pragmatici, partiamo dal nostro gruppo e poi ovviamente proviamo ad inserire dei tasselli di categoria sperando di non sbagliare. Dove si vogliono inserire questi tasselli? Cosa manca secondo lei in questo momento? No, non manca niente, però è ovvio che in modo così classico bisogna intervenire, almeno per come intendiamo noi, io e il mio staff, nel fortificare la spina dorsale della squadra e poi valutare il discorso che in Serie D vanno in campo 4 under, quindi dobbiamo aumentare gli under sperando di prenderli di qualità. L'ultima domanda, che cosa si aspetta? Ecco, come vede il futuro del Palazzolo e che cosa, se c'è qualcosa che la spaventa della Serie D? No, spaventare proprio niente, perché ci ritorno dopo 4 anni, l'ho fatto per tanti anni, dopo aver vinto tanti campionati, mi sono fatto la mia buona Serie D e spaventare niente. È ovvio che da persone umili andiamo ad inserirci e proviamo ad integrarci in quella categoria, non siamo degli sprovveduti, abbiamo una società importante alle spalle, però come primo anno ci vuole l'integrazione nella categoria. Siamo con Giancarlo Ferrara, ecco, Cus Palermo, che insomma la riconferma. Ma non ci dovrebbero essere problemi, stiamo già lavorando per creare una bella squadra per il prossimo anno e speriamo di farla competitiva per giocarci le partite come si devono giocare.
già vi state guardando intorno, ecco, il mercato come va? Beh, il mercato per adesso è un pochino bloccato, anche se noi, devo dire, lavoriamo in sordina, abbiamo già fatto degli acquisti un po' nascosti che tireremo fuori fra un pochino. La squadra sta crescendo, anche perché come primo obiettivo abbiamo avuto quello di riconfermare chi ha meritato quest'anno appunto la riconferma. Prima abbiamo lavorato su loro, adesso abbiamo inserito 3-4 elementi che speriamo ci facciano fare un salto di qualità e affrontare il campionato di eccellenza, che è difficilissimo, in maniera opportuna. Come vede il campionato d'eccellenza? O almeno l'ha osservato, penso, nel corso dell'anno? Quali sono i punti che magari la preoccupano, se ci sono? Ma sicuramente Eccellenza è già un campionato molto più organizzato di quello della promozione, dove trovi tutte squadre abbastanza ben messe in campo e quindi le partite, se le vuoi vincere, te le devi giocare tutte. Sicuramente sono uscite 3 squadre fortissime l'anno scorso, come Troina, Paceco e la Folgore alla fine, quindi vanno via 3 squadre forti. Ancora c'è un po' di confusione sui ripescaggi e cose varie, rimangono tutte buone squadre, ma secondo me sarà un campionato molto, molto equilibrato. Al momento non c'è una favorita, anche se devo dire che Licata e Canicattì stanno lavorando benissimo sul mercato. Siamo con mister Giuseppe Furnari, dal Camaro alla città di Messina, un campionato insomma da ricordare, e adesso si affronta un'altra avventura. Sì, sicuramente, concluso il campionato vinto in anticipo col Camaro, si è prospettata la possibilità di andare nella città di Messina, società che anche essa poi è salita in eccellenza grazie al lavoro di mister Bellinvia con i playoff, quindi sono molto contento di questa opportunità che mi è stata data in una società comunque ben organizzata, strutturata bene, fatta da gente per bene, con cui si può lavorare tranquillamente, e quindi non vedo l'ora di iniziare fattivamente proprio sul campo in maniera produttiva. Cosa si aspetta dal campionato, da questo gradino più alto che insomma ad ogni modo, anche se lei ha compiuto il tragitto, il percorso col Camaro, insomma alla fine vi riporta sempre sullo stesso piano, ecco, sullo stesso livello? Sì, diciamo che il Città di Messina mi ha dato la possibilità di disputare il campionato di eccellenza che insomma mi era stato precluso col Camaro, e anche per questo ne sono riconoscente. Sicuramente per me è la prima esperienza in questo campionato, quindi cercherò, come già detto, di dare tutto me stesso, come sempre ho fatto, per cercare di raggiungere un obiettivo che è quello della società, di fare un campionato tranquillo, di valorizzare i ragazzi del nostro settore giovanile, che insomma è abbastanza valido e produce sempre ogni anno giocatori interessanti. Comunque la mentalità deve essere sempre quella di affrontare ogni partita al massimo con l'obiettivo di vincere, poi se gli altri sono più forti gli stringeremo la mano. E infine la squadra, ecco, come l'ha trovata? Ci sono dei movimenti e lei ha qualcuno magari nel cuore che vorrebbe portare con sé? Beh, diciamo che la squadra l'ho trovata bene, appunto perché è allenata abbastanza bene prima di me da mister Bellinvia, quindi una squadra che comunque già conosce la parola lavoro, sacrificio, gruppo, e quindi mi trovo avvantaggiato da questo punto di vista. Sì, abbiamo già fatto qualche acquisto, abbiamo preso Rasà e stiamo concludendo qualche altro acquisto. Qualche giocatore, sì, sicuramente qualche giocatore che era con me l'anno scorso me lo sarei voluto portare, ma per varie motivazioni diciamo che loro sono rimasti là, erano contenti di restare là, e quindi è giusto che sia così, perché alla fine certi rispetti si devono comunque mantenere anche nel calcio.